Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Tempo di elezioni. Dopo quelle di Maiano per il rinnovo cariche del Comitato Provinciale di Udine, anche Trieste lunedì scorso ha rinnovato l'organico con Giacomo Biviano eletto presidente. Ha prevalso su Luca Caffol con 274 preferenze contro 101. Ma i fari erano tutti puntati sul Teatro Comunale Gustavo Modena di Palmanova, dove si decideva chi avrebbe guidato l'atletica regionale nel prossimo quadriennio. Sono due udinesi a correre per la presidenza, Massimo Di Giorgio e Luca Snaidero, fatto mai riscontrato in precedenza, che aveva visto alla guida del comitato 4 triestini e un goriziano. Erano presenti 63 società sulle 78 aventi diritto per un pacchetto di 2.381 voti su un totale di 2.585 e una percentuale del 92,1%. Questi dati eloquenti davano l'immediata percezione che l'interesse delle società sulla nuova squadra di governo atletico regionale era altissima. È stato Massimo Di Giorgio a spuntarla con 1.272 voti contro i 1.089 del favorito Snaidero, prendendo il testimone lasciato vacante da Guido Germano Petarin, che aveva condotto la FIDAL regionale per 3 mandati e che nel corso della serata ha raggiunto telefonicamente da Roma, dove è impegnato politicamente in qualità di deputato, i partecipanti all'assemblea per un saluto e un augurio di buon lavoro al neopresidente e alla nuova squadra. Gli 8 consiglieri che affronteranno con Di Giorgio il prossimo quadriennio saranno Venanzio Ortis, 1.270 voti, Matteo Redolfi, 1.167, Pier Giorgio Iacuzzo, 1.154, Luca Poletto, 1.141, Omar Fanciullo, 1.075, Attilio Giancarlo Barel, 1.026, Alessandro Coppola, 993 e Luca Speranza, 948. Alla carica di revisore dei conti è stata eletta Ambra Massarano, che ha ottenuto 860 preferenze. Con il motto «Cambiare si può e si deve», Di Giorgio si è avvicinato a queste elezioni con proposte serie e fattibili. Ha divulgato idee di programma per costruire un moderno comitato che trasmetta una pulsione positiva. Sinteticamente ha indirizzato la sua campagna sull'incentivazione dell'attività di base e sulla qualificazione dell'attività di vertice, su una maggiore visibilità dell'atletica sui mezzi di comunicazione, sul reperimento di risorse economiche e umane per raggiungere gli obiettivi, sull'aggiornamento costante e sulla semplificazione degli strumenti operativi, sul coinvolgimento delle scuole, sulla partecipazione, sul rispetto, sulla correttezza e sulla trasparenza. Presieduta dal professor Franco De Mori, l'assemblea è stata preceduta dagli interventi di alcuni candidati alla carica di consiglieri, mentre a portare il saluto dell'amministrazione comunale a società, dirigenti e delegati è stato il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. Nel corso della serata sono stati consegnati 4 riconoscimenti, uno per provincia, a figure carismatiche della nostra atletica, persone che hanno contribuito con l'esempio, la passione e la competenza a rendere migliore il nostro sport. Giulio Apicerni, Diego Caffagna, Domenico Pispisa e Giuseppe Verdoliva. Il professor Romano Isler, già presidente del comitato regionale per 4 mandati, prima di Petarin, ha voluto ricordare Nazareno Menis, prematuramente scomparso lo scorso anno, che era stato una colonna portante del settore informatica della FIDAL. Tornando alle elezioni, Snaidero si era candidato con la convinzione di portare quel rinnovamento e cambio di passo di cui la federazione, scriveva, ha bisogno. Nei giorni antecedenti le elezioni ha scritto alle società per farsi conoscere e presentare i consiglieri che avevano manifestato la volontà di sostenerlo. Il messaggio, a suo dire, è stato interpretato come proposito di creare una divisione all'interno del movimento dell'atletica regionale con 2 fazioni, una di maggioranza e l'altra di opposizione. E questo ha spostato, così pare, i voti pordenonesi a sostegno di Massimo Di Giorgio. Un abbraccio fra i 2 candidati al termine della lettura dei risultati ha messo alle spalle settimane di schermaglie, perché Snaidero e Di Giorgio restano profondamente legati da un vincolo di solida amicizia. Ora è tempo di guardare avanti, lavorare sodo e soprattutto lavorare bene. Se ai buoni propositi seguiranno i fatti, perché il tempo delle parole ieri sera è terminato.
Jaroslava Maukic, stella femminile all'Udin Jump Development del 27 gennaio. Grande colpo dell'organizzazione del meeting di Udine, totalmente dedicato al salto in alto, grazie alla presenza in gara della straordinaria giovanissima saltatrice ucraina Jaroslava Maukic, reduce dal debutto della stagione al coperto di un salto di 2,2 metri al Chrisman Stars di Kiev del 9 gennaio. L'Udin Jump Development, l'evento ideato e organizzato da Massimo Di Giorgio, Alessandro Talotti e Mario Gasparetto, si arricchirà il prossimo 27 gennaio della presenza della 19enne che vanta già una medaglia d'argento ai mondiali di Doha 2019, oltre che due personali importantissimi quali 2,2 metri indoor e 2,4 metri outdoor. Gli organizzatori, pur nelle difficoltà della situazione di emergenza sanitaria, hanno raddoppiato i loro sforzi, già non indifferenti, e con la collaborazione della Libertas Udine e il forte contributo della FIDAL hanno coinvolto e ottenuto patrocini e contributi importanti quanto essenziali dalle istituzioni. Tra le donne, accanto alla straordinaria ucraina, ci sarà la polacca Kamila Lichinko, medaglia d'oro dei mondiali indoor casalinghi di Sopot nel 2014, e le nostre Elena Vallortigara, Alessia Trost, Erika Furlani, l'emergente Idea Pieroni e Rebecca Pavan. Cast stellare anche in campo maschile, con l'ucraino Andriy Prosenko, 2,40 metri di personal best, il cubano Luis Zayas, accreditato di 2,33 metri, come l'azzurro Stefano Sottile, il portoricano Luis Castro Rivera, 2,29 metri di personale, e lo sloveno Sandro Tomassini. Indirizzeranno i riflettori su Udine e l'Ovidio Bernes diventerà, per una sera, il palcoscenico mondiale del salto in alto. Come da tradizione, l'Udin Jump Development non sarà solo un meeting di alto livello tecnico. Gli organizzatori stanno allestendo, di concerto con l'Università di Scienze Motorie di Udine, una serie di studi e di relazioni tecniche sui dati che emergeranno dalla gara del 27 gennaio, che saranno poi illustrate nei convegni online e digitali che si svilupperanno nelle settimane e nei mesi successivi. Un traguardo a cui non ho mai smesso di credere. Con queste parole il portacolori della Trieste Atletica, Neka Gene Crippa, ha commentato il suo ingresso nel professionismo tra le file del gruppo sportivo dell'Esercito. Un traguardo voluto e sudato per un ragazzo che 3 anni fa sembrava aver perso la strada per inseguire i suoi sogni. Giorni fa la notizia tanto attesa. Neka, classe 1994, dopo una brillante carriera giovanile con la conquista del titolo mondiale di corsa in montagna tra gli junior, nel 2017, a causa di gravi infortuni e scelte infelici, si era allontanato dall'atletica prima di risorgere grazie alla scommessa vinta della Trieste Atletica e del suo coach Roberto Furlanic. Da febbraio 2018 Neka ha iniziato la sua risalita, trasferendosi a Trieste, ritrovando convinzione, voglia di fare fatica e buona salute fisica. Da quando ho calzato le scarpette da corsa, ha detto Crippa, avevo un sogno: trasformare in professione la mia passione per la corsa. È stato un percorso tortuoso e ricco di momenti bui, ma la mia testardaggine ha vinto. L'ingresso nel mondo professionistico è lastricato comunque di difficoltà. Gli impegni saranno severi e l'atleta ne è consapevole. Ma questa, garantisce Crippa, è solo una tappa di un lungo viaggio di cui voglio arrivare sempre più in alto. Nelle classifiche nazionali della corsa in montagna 2020, l'Aldo Moro Paluzza, team leader nel Friuli Venezia Giulia, è stabilmente tra le prime 10 società. Pur in una stagione travagliata per l'emergenza sanitaria, il team dell'Alto But ha dimostrato la solita tenacia volta a raggiungere gli obiettivi programmati. Impegno assoluto e crescita tecnica costante, sia di squadra che individuale. Le classifiche finali 2020 premiano i ragazzi e le ragazze di Andrea Di Centa, che si sono inseriti stabilmente in quasi tutte le classifiche, nelle prime 10 posizioni. Nelle gradatoria generale di società, l'Aldo Moro occupa il 5° posto con le femmine e il 9° con i maschi. Nel Gran Premio di corsa in montagna, punteggio complessivo di corsa in montagna, vertical e lunghe distanze, si è piazzata 7ª con le donne e 10ª con i maschi.
Nel campionato italiano vertical sono stati i ragazzi a classificarsi meglio. Quinto posto per loro e ottavo per le donne. A livello individuale Maria Dimitra Teocaris ha disputato una stagione di vertice. Nel campionato italiano lunghe distanze ha conquistato il sesto posto e nel campionato assoluto vertical il settimo. La Teocaris si è anche imposta nell'edizione 2020 della gara internazionale Dreizinnen a Sesto Pusteria. Da citare anche il buon ottavo posto finale di Nicola D'Andrea nel campionato italiano promesse e l'11° di Caterina Bellina nel campionato assoluto lunghe distanze. L'Aldomoro comunque non dorme sugli allori e affila le armi per migliorare nel 2021 queste prestazioni. L'obiettivo dichiarato è il podio, che poi non è così molto lontano. Per raggiungerlo è tornato in squadra Michael Galassi, che farà certamente crescere le già buone prestazioni di gruppo. Intanto un'altra creatura organizzativa dell'Aldomoro, la 10ª edizione della Vertical Race Ravascletto Zoncolan di sci alpinismo, in calendario sabato 23 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi. La classica risalita con gli sci di alpinismo, ciaspe e ramponcini, sul canalone che da Ravascletto porta a Monte Zoncolan, era valida per l'assegnazione del trofeo dedicato alla memoria di Rudy De Infanti. Gli organizzatori dell'Aldomoro, coadiuvati da Promoturismo FIVG, Comune di Ravascletto, Soccorso Alpino Militare e Civile e dalle associazioni locali di volontariato, sono stati costretti a dare forfait. Le principali motivazioni sono le solite severe norme imposte dall'emergenza sanitaria Covid-19, dalle restrizioni imposte dalla FISI e dalle conseguenti difficoltà logistiche legate alla particolarità della gara. E con questo noi ci fermiamo qui anche per stasera. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.